Rieccoci insieme, cari telespettatori. Stiamo parlando di dipendenze, di uso di sostanze psicotrope, stupefacenti, sempre più performanti in senso negativo, e soprattutto di cosa fare per poterne uscire. Se ne esce? Sì, è un percorso... Anche da quelle chimiche, anche dall'abuso di sostanze Sì, diciamo che il mondo delle sostanze ha come caratteristica principale, nella sua evoluzione costante, ha il fatto che ci costringe ad adeguarci, a formarci e ad essere sempre pronti ad una risposta che viene di fronte a una domanda in costante evoluzione. Perché i percorsi di riabilitazione sono molto diversi a quelli, per esempio, di 15 anni fa, dove persone con altri tipi di dipendenza rispetto a quelle delle nuove sostanze psicoattive che adesso circolano, intraprendevano dei percorsi ed erano connotati per un tipo di lavoro basato sul confronto, sul dialogo, sulla vita comunitaria, sull'uso di molti strumenti all'interno della comunità in cui le persone si interfacciavano con le altre alla ricerca di un terreno comune in cui poter evolvere, guarire. Si potrebbe quasi dire. Le sostanze sono cambiate, come dicevamo prima, i ragazzi puntano sempre maggiormente all'esclusione, alla fuga. Metterli di fronte l'uno all'altro in contesti socialmente impegnativi li mette in grossa difficoltà. Questo però assolutamente non vuol dire che un'evoluzione in senso positivo non ci possa esistere. Dal momento in cui se noi cominciamo a pensare a questo, diciamo che non abbiamo più tante speranze. Sono cambiati i programmi, magari vengono meno alcuni contesti gruppali, magari si cerca di coinvolgere i ragazzi che sono sempre più giovani in attività che siano in linea anche con la loro età, con i loro interessi che possono essere per esempio l'arte, la scrittura, attività all'aperto, partecipazione ad attività pubbliche, quindi anche alla restituzione alla collettività attraverso il volontariato, attraverso l'apertura di quei mondi che fino a qualche tempo fa, diciamo, c'erano dei cancelli chiusi dove le persone guardavano all'interno delle strutture residenziali con un po' di pregiudizio. Noi siamo dell'idea che possa essere, anzi debba essere, esattamente il contrario. Dobbiamo aprirli questi cancelli, andare al di fuori, entrare nella collettività ed esserne una parte attiva a tutti gli effetti. Ecco, il problema molte volte, la domanda che si possono porre gli adulti coinvolti come famiglia è: finito il percorso terapeutico, residenziale, semiresidenziale, comunque tutto questo percorso, ricadranno in questo meccanismo perché non c'è più il supporto, perché tutta una serie di fattori che rientri nella tua routine, molte volte rientri nella casa, attorno alle tue cose e il meccanismo viene da sé, vieni coinvolto poi tra l'altro, perché insomma un consumatore, un buon consumatore è un cliente interessante. Beh, tagliare i ponti con il passato, con certi tipi di incontri del passato è essenziale. Costruire una rete attorno a questi ragazzi e a queste ragazze affinché ci possa essere un supporto in un momento di defiance, in una ricaduta che, diciamocelo, può accadere, è fondamentale. È però veramente un lavoro di gruppo. Ecco perché oltre a coinvolgere i ragazzi noi coinvolgiamo anche le famiglie. Ecco, quindi c'è il coinvolgimento della famiglia, quello è importante. I genitori sono coinvolti con dei gruppi regolari a cui partecipano, un po' per confrontarsi, perché comunque non dimentichiamo che Chase nasce negli anni '80 proprio da questo, dal confronto tra genitori con il medesimo problema, la tossicodipendenza dei figli. Sono gruppi che servono a dare strumenti, che servono a dare delle indicazioni per quando i figli torneranno a casa, ma anche per un'evoluzione anche personale da parte dei genitori. Ne hanno bisogno anche loro. Assolutamente sì. Dottoressa, secondo lei dove sbagliano le famiglie? Perché c'è qualcosa che alla fine non torna. Lo chiedo anche sempre quando parliamo di bullismo, di maranzate, di cose. Comportamenti a rischio. Dopo lo chiedo anche a lei, dottore. Io penso che le famiglie e i genitori, e parlo da genitore, cerchiamo di fare sempre il meglio. Okay? Sicuramente in questi ultimi decenni il sostituirsi a le fatiche e le esperienze le devono fare i nostri figli con la loro età, con i loro coetanei e con una predisposizione all'errore, allo sbagliare, a ritornare indietro e a ricominciare. E le famiglie forse
proiettano un po' la loro idealizzazione di figlio, di aspettative, che poi magari ecco, questo non avviene poi nella realtà. E il fatto che, come diceva il collega, i genitori sono gli ultimi ad accorgersi, sicuramente leggere alcune diciamo, aspetti della vita dei propri figli o degli amici dei propri figli, ecco, questo è importante. Sicuramente il non avere un impegno, il non portare a termine dei compiti, un essere troppo svogliati e meno impegnati possibile, sicuramente ecco, sono dei comportamenti e degli atteggiamenti da attenzionare, e quindi la famiglia sicuramente il non sostituirsi e mettere a disposizione il più possibile degli ambienti sani per poter poi ecco, proseguire con la vita dei propri figli, però ambienti anche dove la persona si può provare, sperimentare, capire le proprie potenzialità, le proprie aspettative, per poi ricominciare in qualsiasi momento. Ecco, quindi il ruolo, chiedo anche a lei, il ruolo che ha la famiglia in termini di responsabilità e anche delle istituzioni delle forze dell'ordine, perché c'è un po' un esautorarsi di autorità, più che anche di autorevolezza, agli occhi dei più giovani, un po' perché non sono stati educati a rispettare l'autorità, voi degli insegnanti, voi degli stessi genitori che devono essere tanto amici, amiconi, amichetti. Le forze dell'ordine si sentono in primis coinvolte nel non essere rispettate, una volta bastava la figura della divisa perché non c'è più neanche il servizio militare, per cui, insomma, diciamoci chiaramente, ci sono tante cose che sono cambiate. E allora ha ragione. Nel senso che la sensazione che molti genitori hanno è che i figli sfuggano, perché sono o connessi alla rete o perché sembra che abbiano tantissime amicizie. E che non sono più bambini, perché i genitori sono convinti che i propri figli siano sempre dei bimbi. Sì, oppure passano al contrario e dicono ok, sono autonomi. Sono adulti, sono grandi. Sono adulti e quindi posso delegare a loro qualunque cosa. E quindi o ci si sostituisce oppure si lascia andare. E quindi la difficoltà, ora è vero, i tempi sono molto più veloci rispetto a 15, 20 o 30 anni fa, e quindi la fatica di una persona adulta è quella di adattarsi. È altrettanto vero che i pochi momenti che si hanno in comune all'interno della famiglia in un modo o nell'altro è necessario che vengano sfruttati. Ci confrontavamo con un collega qualche settimana fa e si diceva: sembra che le famiglie facciano fatica a chiedere, ma a chiedere veramente al proprio figlio: come stai? Come va? Sembra essere faticoso fare questo, perché sono sfuggenti, lo siamo stati anche noi al nostro tempo, quindi non è che questa sia una caratteristica nuova, sembra che siano ancora più sfuggenti, e quindi cercare di fermare i propri figli, creare quel collegamento familiare, quella relazione familiare dove si possa dire come si sta e si possa chiedere come si sta, può essere un primo passaggio, un primo momento dove confrontarsi con il proprio figlio, vedere la propria figlia, vedere se c'è qualche cosa che non va. Questo potrebbe essere un primo passaggio. Per accorgersene, che è fondamentale. Sì. Il ruolo dell'assistente sociale, quindi spieghiamolo un po' anche che cosa fa? Spieghiamolo a chi ci ascolta. Sono in quest'ambito. Sono un po' di parte, è un ruolo fondamentale. È un ruolo importante perché, a maggior ragione, in un contesto terapeutico, in una relazione d'aiuto così importante come quella in cui noi ci troviamo, nel tentativo appunto della riabilitazione della tossicodipendenza, dove le cause sono molteplici, i fattori che contribuiscono a generare questa tossicodipendenza sono molteplici, si genera complessità, la persona di per sé è complessa, gli adolescenti sono ancora più complessi, quindi il tentativo è sempre quello di mettere un po' di ordine nel disordine. Poi non è detto che sempre debba essere disordine, però siamo sicuri che questo tipo di trattamenti terapeutici siano molto complessi perché vanno a riguardare tante sfere della persona, dalla parte medico-sanitaria, la parte sociale, lavorativa, familiare, genitoriale, perché accogliamo anche persone con figli. Quindi è proprio in questa
eterogeneità che dobbiamo trovare un po' il bandolo della matassa e riuscire a creare un filone unico che possa essere una strada, una rotta da seguire assieme ai ragazzi. Voi avete autorità o autorevolezza? Autorevolezza, assolutamente. L'autorevolezza si costruisce e genera rispetto, all'autorità certo, lo non so, fa parte del nostro lavoro. Ma l'assistente sociale è ritenuto una persona, un professionista con autorità, perché può far fare dei... L'autorità viene dal ruolo, l'autorevolezza viene dalla persona. Certo, questo assolutamente. E dalla Come avete relazione. comunque un ruolo importante. Assolutamente, però nella riabilitazione dalla tossicodipendenza è la relazione la parte che più di tutto cura. Quindi, ecco, Quindi anche la senso, credibilità che acquisite agli occhi delle persone che dovete seguire, questo è importante. Sì. È difficile attuare questi percorsi di anche residenzialità, di aiuto, di supporto, cioè quando a un certo punto la persona acquisisce o non acquisisce questa consapevolezza? Lei, Elettra. Guardi, sì, è difficile, perché noi pensiamo che una persona dipendente sia dipendente per volontà, che arriva ad aver bisogno di una comunità terapeutica, quindi di andare in un posto in mezzo a sconosciuti. Pensiamo che sia, basta un po' di volontà e ne esci. Beh, non è così, altrimenti non ci sarebbe il problema della dipendenza. La dipendenza è una psicopatologia, è una patologia. Bravissimo, questo è importante, Quindi questo è fondamentale. C'è bisogno certo della propria scelta di voler cambiare. Se no nessuno può costringerti. Esattamente, nemmeno le forze dell'ordine, nemmeno una pena, nemmeno il carcere ti può aiutare a cambiare. Quindi ci deve essere una scelta di provare a cambiare. È altrettanto vero che andare a vivere in comunità, fare un percorso, smettere di usare una sostanza, cambiare relazioni sociali, avere nuove relazioni familiari non è facile. E quindi all'interno di una comunità una persona si trova anche spaesata, perché deve ristabilire nuove relazioni e deve mettersi in contatto anche con le proprie fragilità. C'è chi riesce a farlo, c'è chi da questo scappa nuovamente. Chiaro, questo è importantissimo. Lei, dottoressa, in chiusura. Sicuramente la parte più difficile è il creare un contesto favorevole a un cambiamento e un cambiamento concreto, dove la persona si senta proprio libera e a disposizione di provare qualcos'altro che possa dare lo stesso riconoscimento, lo stesso piacere. Quindi la famiglia però non è andata bene, quindi questo è un attestare che quella vita in famiglia per quella persona non era gratificante. O il contesto sociale, sì, dove stava, il contesto insomma, lavorativo, certo, però non possiamo rimanere fermi in quel punto lì, dobbiamo trovare delle strategie diverse. Quindi cambiare il contesto ci può far sperimentare il mio modo di stare e di essere diverso, che poi posso riportare nella mia famiglia d'origine o nel mio contesto d'origine, però devo avere un posto alternativo dove potermi sperimentare in maniera diversa, senza stereotipi o senza pregiudizi da parte del contesto. Ecco che anche l'inserimento lavorativo, il lavorare insieme ad altre persone che non hanno il pregiudizio, che mi aiutano a raggiungere i miei obiettivi, a sentirmi importante, a sentirmi affermata, può essere un contesto che mi aiuta a vedermi in maniera diversa. Spesso noi come educatori, ma come professionisti, vediamo sempre un po' più in là e pretendiamo sempre una performance un po' più alta perché crediamo al cambiamento, crediamo che le persone non restino sempre uguali, ma possano cambiare, altrimenti insomma poi tutto il percorso sarebbe finalizzato a una delusione. Invece quindi il cambiamento e il provare qualcosa di diverso e di sentirsi diversi è fondamentale e ci sono dei posti dove le persone lo possono fare. Perfetto, siamo giunti in chiusura, quindi se ne esce, come diceva anche il dottore, si può fare? Assolutamente sì, si può fare. Bisogna però muoversi. Bisogna muoversi e bisogna anche accettare i propri limiti, perché lei prima diceva la famiglia quindi è un problema perché altrimenti il figlio non avrebbe ricercato una dipendenza. La famiglia è il contesto in cui tutti quanti siamo nati. Se la famiglia si sente in colpa perché il figlio ha un figlio o una figlia tossicodipendente, non si aiuta la famiglia. La famiglia è importante che veda questo problema, che aiuti il proprio figlio e la propria figlia e che lasci al proprio figlio e alla propria figlia i tempi per il cambiamento. Quindi si può uscire? Sì. È faticoso? Certo. Ci sono dei professionisti che cercano di aiutare le persone.
Allora, grazie mille, ringraziamo la dottoressa Laura Sartorato, è stata qui con noi, il dottor Marco Possagnolo che dirige il CEIS di Treviso, ma come CEIS ci sono anche altre strutture su tutto il territorio, e Franco Barzan, assistente sociale, per il suo ruolo, che abbiamo capito è cardine, è importante in ogni caso. Voi di averci seguito, ma restate con noi, c'è il brevissimo break pubblicitario, poi c'è un'altra parte della trasmissione con altre tematiche, quindi io vi aspetto.